Salmo 27, così leggiamo: il nome del Signore sia lodato. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accappasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Poiché Egli mi nasconderà nella sua tenda il giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici, sui nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmenterò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, il Dio della mia salvezza. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. O Signore, insegnami la tua via, guidami per il sentiero diritto a causa dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. Amen. Addio la gloria. Amen. Ho voluto leggere tutto il Salmo, perché sebbene sia un Salmo conosciuto, noi troviamo ampio respiro, ristoro nel leggere la parola del Signore. Amen. Però siccome voi avete le mie mascherine, so quanto è duro trattenerle per tanto tempo, voglio subito dirvi che in realtà il Signore mi metteva davanti gli ultimi due versetti di questo Salmo. E con l'aiuto del Signore di queste realtà vogliamo parlare stamattina. Sembra un'esclamazione particolare, un sospiro, qualcosa di chi non stia vivendo un bel momento, ma questa mattina con l'aiuto del Signore vogliamo vederci più dentro questa espressione: se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Non è cosa da poco, non è cosa da poco, non è cosa da poco poter vedere la bontà del Signore, poter vedere gli accenti del suo amore, poter vedere come Egli sa raggiungerci in ogni momento, in ogni luogo noi ci troviamo, in ogni condizione in cui noi versiamo. Non è cosa da poco poter aver conosciuto le qualità di Dio, non è cosa da poco. Noi diciamo che il Signore è amore, è scritto, è verità, ma lo diciamo anche perché lo abbiamo gustato, lo abbiamo sperimentato. Noi diciamo che il Signore è l'onnisciente, è verità, è scritturale, ma lo diciamo anche perché lo abbiamo sperimentato primeramente noi, tutte le volte nelle quali ci appressiamo nella casa del Signore, veniamo a essere nudi e scoperti dalla sua parola che rivela, scruta e che porta in evidenza quello che ha da essere portato in evidenza, affinché l'uomo possa proprio considerare che c'è un Dio che conosce ogni cosa. Amen. Ma stamattina con l'aiuto del Signore vogliamo sottolineare un altro aspetto: Dio è buono. Amen. Dio è buono. Non ci sarebbe bisogno di ripeterlo fra noi se non avessimo un nemico che a volte ci vuole convincere del contrario. Non ci sarebbe bisogno di dircelo fra noi se non ci fossero delle situazioni che di tanto in tanto si presentano nella nostra vita e si mostrano così vigorose, così impetuose da farci distogliere lo sguardo da questo grande Dio che ha cura di noi e di
dirigendo la nostra attenzione verso queste realtà e facendoci dubitare, facendoci vacillare, facendoci scoraggiare, e qualcuno purtroppo nell'esperienza abbiamo potuto vedere facendoci anche allontanare. Così non sia per nessuno di noi. E siccome in questo luogo parliamo del Signore, stamattina possiamo dire a gran voce: Dio è buono. Amen. Dio è buono. Amen. Dio è buono non solo nelle realtà spirituali dove abbiamo bisogno di chissà quale consacrazione e rivelazione che deve scendere dall'alto, no. Dio è buono e noi lo possiamo vedere nella nostra quotidianità. Anzi, siamo esercitati di vederlo nella nostra quotidianità. È un'espressione che viene nel mio cuore. Ma ieri, parlando solo di ieri, ci siamo accorti che Dio è stato buono per noi. O abbiamo vissuto la nostra giornata presi dai nostri impegni, presi dal vortice dei nostri pensieri. Tu, il salmista, dopo aver fatto tante esperienze che lo portano a ringraziare il Signore, a potersi esprimere in maniera certa, vigorosa, forte. Queste sue parole sono state per tanti di noi le nostre parole, sono tutt'oggi le nostre parole. Il Signore è la mia luce, perché come diceva il fratello prima, può capitare di trovarsi in un ambiente tenebroso, in un ambiente di sconforto, ma per noi le tenebre hanno un altro sapore, perché il Signore è la nostra luce. È una luce che brilla dal di dentro del nostro cuore. Non ci sarà mai tenebre forti quanto forte è la luce del Signore. Anzi, quando Lui viene, fa chiarezza, le tenebre si dissolvono, perché Egli è luce e i Suoi figli sono figlioli di luce. Noi abitiamo nella luce. Egli è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? È l'esperienza di un uomo che prima aveva dei timori e dopo ha incontrato il Signore e ha considerato che è stata la sua luce, che è stata la sua forza, che è stato il suo baluardo, che è stato colui che l'ha tratto in alto. Di chi temerò ancora? Un uomo che ha sperimentato quanto Dio è buono, quando fuggiva da chi voleva fargli la pelle, quando ha vissuto veramente situazioni difficili, particolari, fortemente scoraggianti. Ha riempito il libro dei Salmi con le sue espressioni di adorazione e di ringraziamento al Signore, annoverando esperienze e descrivendo quanto il Signore è buono. E allora arriviamo a questo Salmo, dove dice Lui e noi diciamo insieme a Lui, e vogliamo uscire da questo luogo questa mattina con questa convinzione, con questo pensiero, con questa consapevolezza. Se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. È la consapevolezza di chi ha intrapreso un cammino con Dio. E come diceva il fratello in testimonianza, senza fede non è possibile piacere a Dio. Di contro, con fede è possibile essere graditi a Dio. E noi sappiamo cos'è la fede. Il fratello l'ha letto prima: fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Ma la fede non è un qualcosa che noi possiamo andare a prendere dappertutto. La fede è un qualcosa che procede dall'alto, che procede dal Signore. Dice sempre la lettera agli Ebrei che Cristo Gesù crea la fede, la rende perfetta nella nostra vita, la rende perfetta nel tempo del nostro pellegrinaggio, la rende perfetta attraverso anche delle esperienze che noi possiamo fare. Ma fratelli e sorelle, ogni giorno noi dobbiamo poter vivere consapevoli dell'amore di Dio e della sua bontà verso di noi. Amen. Non passi il giorno senza questo pensiero: Signore, tu sei buono. Non passi il giorno senza questo ringraziamento: Signore, tu sei stato buono con noi, perché noi non meritiamo nulla da te, ma tutto ciò che tu ci hai dato è bontà tua, è grazia tua. Benedetto sia il suo nome. Egli non lascia, non abbandona nessuno, come diceva la sorella prima, ma sta a noi cercare sempre di più di vivere con fede. Ma fede non in qualcosa di sporadico, di lontano, no, fede nel Signore, che è vicino al nostro cuore, che è dentro il nostro cuore, che cammina avanti a noi.
che sta sempre con noi, che si prende cura di noi, che provvede per noi, che benedice la nostra vita, che benedice quello che facciamo secondo la sua volontà. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la volontà del Signore sulla terra dei viventi. Questo è il nostro ambito in questo momento. Abbiamo detto prima che ci sarà il tempo del cielo, ci sarà il tempo dell'eternità, ci sarà il tempo dove non avremo più alcun bisogno, perché tutto sarà stato pienamente soddisfatto e noi saremo lì innamorati sempre più del nostro amato Signore e Salvatore, saziati della sua essenza, del suo essere, della luce che traspare dal suo volto. Insieme ai fratelli, insieme ai santi, loderemo e canteremo al suo nome per l'eternità, per la nostra salvezza e per tutte le grazie che Egli ci ha elargito. Ha ragione noi lo amiamo, ha ragione lo ameremo sempre di più per tutta l'eternità, ma nella terra dei viventi noi dobbiamo poterci aspettare le manifestazioni della bontà del Signore. Amen. Perché noi siamo il suo popolo. Perché Egli ha iniziato in noi un'opera buona e la porterà a compimento fino al giorno del suo glorioso ritorno. Però non è tutto qui, perché noi non siamo solo quelli che ricevono dalla mano del Signore, ma crescendo nelle sue vie, divenendo suoi figlioli, suoi servi, suoi strumenti, possiamo anche essere uomini e donne di fede che, prestati all'opera del Signore, possono mettere in circolo quella bontà che appartiene al cuore di Dio e che vuole essere attuata, ripeto, sulla terra dei viventi dalla sua Chiesa. Anche questo è necessità di avere fede per vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Amen. Non solo una bontà che ci elargisce favori di cui tutti necessitiamo, necessiteremo sempre finché siamo su questa terra, ma a noi c'è anche il desiderio di servire, di glorificare il nome del Signore, di essere strumenti. Non a caso è scritto nella lettera ai Galati, quando si parla del frutto dello Spirito, che una parte di questo frutto è appunto bontà. Noi non siamo buoni per natura, è solo di non dirvi nulla di nuovo. Noi non siamo buoni per natura, noi per natura umana non sappiamo amare. Per natura umana siamo egoisti, profondamente egoisti, ma anche in questo c'è il segno della natura divina dentro di noi, del miracolo della rigenerazione che è stato compiuto per la parola mediante la forza e la potenza dello Spirito Santo dentro la nostra vita, un cammino che va crescendo, una nuova natura che vuole sempre più esprimersi nelle tante circostanze che abbiamo mentre viviamo sulla terra dei viventi. A Dio la gloria. C'è modo e modo di vivere sulla terra dei viventi. Noi non siamo fra i disperati, noi siamo gente piena di speranza. Noi non siamo tra gli sfiduciati, noi abbiamo della fiducia e l'abbiamo riposta nel Signore, in colui che tutto può, in colui che tutto sa. Benedetto sia il nome del Signore. Certo, quando si è insieme fra più persone ci sono varie condizioni umane e spirituali soprattutto, no? E quindi il salmista incoraggia e dice: spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. È l'espressione di uno che ha iniziato a sperare nel Signore e man mano che si sviluppava la sua vita familiare, il suo regno, in ogni cosa ha preso piacere nello sperare in Dio e in Dio solo. Tanto da poter dire, come anche abbiamo ascoltato prima, scusatemi, abbiamo ascoltato prima, non possiamo non tenerne conto. Dio ti amo, eterno, mia forza. Perché tutte le volte che il salmista Davide aveva avuto bisogno di forza, il Signore lo aveva fortificato. È scritto proprio così di Davide, egli si fortificò nel suo Dio. Questa è bontà. Questa è bontà. Perché il Signore non ci lascia nelle nostre situazioni, ma Egli capovolge le nostre situazioni per dare gloria al suo nome. Allora io stamattina insieme a voi vi voglio aspettare grandi cose dal Signore, ma non solo perché Egli può ogni cosa,
come emozione, ma perché nel mio cuore io mi sento profondamente amato da Lui. Perché nel mio cuore io sento che Egli veramente è buono. Ci fu un giovane, vi ricordate, che si affessò a Gesù e lo chiamò con un appellativo. Gli disse: Maestro buono, che devo fare per evitare la salvezza? E consideravo che il Signore non rispose subito per quanto era attinente alla salvezza, ma volle spostare l'attenzione all'inizio su questi appellativi che gli uomini a volte facilmente danno, senza piena consapevolezza di ciò che hanno davanti e di ciò che stanno dicendo. Noi invece quando parliamo del Signore lo diamo con cognizione di causa. Non diciamo mai qualcosa in più rispetto alla nostra esperienza, o quantomeno se non è scritturale, se non è scritto nella parola del Signore. Perché Dio è verità, noi parliamo in verità di Lui. E se stamattina diciamo che Dio è buono, lo diciamo perché è scritto e perché lo sappiamo. E se domani ci troveremo nel nostro vivere sulla terra dei viventi a parlare con qualcuno di questo nostro grande Dio, gli diremo ancora senza timore di essere smentiti, che Dio è buono. Quello che fa la differenza è l'apertura del cuore, è il piegare delle ginocchia, è il desiderare l'intervento di Dio nella vita, perché quando questo avviene il Signore si mostra in tutto il suo amore e in tutta la sua bontà. Dice la Scrittura che le sue misericordie sono senza fine, non si esauriscono, si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi, non è una speranza così, chissà che mi capita oggi di buono, no. Cosa farai attraverso la mia vita oggi? Per soddisfare il bisogno di mio fratello, di mia sorella, di un prossimo che è vicino a me, sapendo che in me non c'è nulla di buono. Ha ragione Gesù rispose a quel giovane: se perché mi chiami buono? Uno solo è buono ed è il Padre Celeste. In realtà Gesù era ed è buono, però ha voluto proiettare l'attenzione di questo giovane direttamente sul Padre buono che è nei cieli, perché questo era il suo compito, questa era la sua missione: attenzionare il Padre davanti alle pecore perdute della casa di Israele, affinché qualcuno potesse rinsavire e tornare a considerare che c'è un Padre buono nei cieli. E vi ricordate quando gli chiesero ai discepoli: insegnaci a pregare? Quando pregate dite così: Padre nostro che sei nei cieli. Questo vale ancora per noi oggi. Noi abbiamo un buon Padre nei cieli, un Padre che è tutto amore, tutta fedeltà, tutta bontà. Abbiamo alla sua destra il nostro Signore e Salvatore Gesù, che parimenti è tutto amore, tutta bontà, tutta fedeltà, chissà quante altre qualità risiedono nel nostro Dio. A noi scoprirle per esperienza, a noi cercare di capire sempre di più quanto il Signore è buono. Attraverso qualche profeta è detto: gustate quanto il Signore è buono. Allora forse la nostra vita ha un sapore un po' amaro, non lo so. So che il Signore può mettere dolcezza. So che il Signore può elargire bontà. So che il Signore può dare un nuovo sapore alla nostra vita. Noi possiamo respirare dell'amore suo e della sua bontà. E da questa mattina, se qualcuno ancora non vive in questa maniera, in queste attitudini, con questa attenzione, poter attenzionare sempre tutto ciò che accade nella nostra vita, per poter dire sempre grazie Signore, perché nulla accade nel nostro cammino, nella nostra vita, che non sia permesso da Dio, che non sia conosciuto da Dio, e che non sia per il nostro giovamento, per il nostro sviluppo, per il nostro progresso. Non è il Signore quello che ci vuole abbattere e demolire, il Signore è colui che ci vuole edificare, rialzare, costruire, costituire per la sua lode e per la sua gloria. In chi speriamo noi? In chi speriamo noi? Speriamo nel Signore che ha fatto il cielo
e la terra. Speriamo in Lui che ha cura di noi. Ma, fratelli, così concludo brevemente un piccolo pensiero. Consideriamo ogni giorno di vivere con fede, sperando di poter vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi, nella nostra vita e mediante la nostra vita a beneficio di coloro che ci stanno intorno. Amen. A Dio raccolto, Gesù, benedetto. Amen.